Faranno esperienza nelle stazioni, centinaia quelle sparse in tutto il territorio della nostra regione. 236 nuovi carabinieri appena usciti dagli istituti di formazione sono stati assegnati alla Legione Veneto per andare a rafforzare il comparto sicurezza e garantire più servizi sul territorio. Di questi 236, 45 sono stati destinati alla provincia di Padova. Con questi 45 militari andiamo quasi a riempire completamente il nostro organico di 900 militari circa e sul territorio insomma, riusciremo a essere più presenti con più servizi esterni, più pattuglie, insomma a essere più prossimi al cittadino. Nuove risorse per garantire non solo il naturale turnover, ma soprattutto per rafforzare il legame tra l'Arma dei Carabinieri e i cittadini. Sono più di 900 i militari che operano nella nostra provincia. Questi 45 nuovi carabinieri inizieranno la loro esperienza nelle stazioni dislocate nei vari comuni, primo punto di riferimento per garantire legalità e sicurezza. Tra le nuove leve ci sono Paola e Luca, destinati rispettivamente alla caserma di Selvazzano e quella di San Martino di Lupari. È stata una passione sin da piccola che comunque mi ha trasmesso mio padre e mi ha trasmesso ecco, tutti quei valori, come dicevo prima, etico-morali che ogni carabiniere, a mio parere, dovrebbe avere dentro, cioè quello del senso del dovere, del sacrificio, del coraggio, la lealtà. Hai un sogno in particolare nel tuo futuro? Allora, quello di entrare nei cinofili. Mi è sempre piaciuto questo mondo e vorrei farne parte anche all'interno dell'Arma. Nella provincia di Padova, fortunatamente, secondo i report, nel 2021 si è registrato un calo dei reati e il trend sembra essere confermato anche per il 2022.